1. Piove in continuazione dall'alba su tutto il nord-est per il Veneto una nuova giornata di emergenza meteorologica. Ad andare in crisi soprattutto la rete idrica interna. Fossati, piccoli canali di scolo e i tombini hanno evidenziato le criticità. Le abbondanti precipitazioni li hanno gonfiati in pochissimo tempo. Le prime esondazioni nel Vicentino, in particolare a Montebello, è tracimata la roggia del Rodegotto. E nella prima parte della giornata sono caduti fino a 50 mm di pioggia fra l'area berica ed il Veronese, dove si registrano le principali situazioni di allarme. Le zone sono quelle tristemente note a ridosso del torrente Alpone, già duramente provate da altre alluvioni nel 2010. A Soave non è bastato chiudere la paratoia di Altamigna, il fiume è tracimato poco dopo le 14 lungo la regionale 11 ed il traffico è stato deviato. La situazione è diffusamente critica, tanto da rendere praticamente certa l'apertura sia della paratoia su San Lorenzo che, per quanto riguarda invece l'Alpone, che sta tracimando su più punti, anche la paratoia nella campagna di San Vito a Locara di San Bonifacio. Vivono ore febbrili nella sede del Consorzio Alta Pianura Veneta, dove le riunioni si susseguono. È stato chiuso il ponte della Motta, il sindaco di Monteforte ha già annunciato che domani nel capoluogo tutte le scuole resteranno chiuse. Critica, secondo i tecnici, anche la situazione di Vicenza, dove si teme una nuova tracimazione del Bacchiglione. È relativamente più tranquilla invece la situazione nelle altre province, dove è piovuto di meno. In particolare sulla montagna bellunese sono caduti circa 30 mm di pioggia contro i 50 del Veronese e Vicentino, e questo porta a rendere meno violento il corso dei fiumi verso il mare. Le possibili ondate di piena nel Trevigiano e nel Veneziano sono annunciate verso le 20, ore dopo quindi rispetto al Veneto occidentale. Tutte le autopompe di mezzi sono pronti a intervenire e sono allertate tutte le squadre fino alle 24 di venerdì. Sotto controllo i corsi d'acqua storicamente più problematici come il Muson dei Sassi, Ariese Pio X, lavorano a pieno regime le casse di espansione. Un altro dato importante: nei primi mesi del 2013 è piovuto il doppio di quanto avvenuto lo scorso anno, che è stato definito un'annata normale, e quindi dal computo restano fuori aprile e maggio, che sono stati ben piovosi.